Buonasera alle principali notizie. A Palermo chiedono giustizia ai familiari dei 2 operai morti sul lavoro, in corso indagini per capire se erano in regola e la posizione dell'impresa. E intanto si mobilitano i sindacati. Il cassazionista Giordano dice duplice operaicidio, ferita la dignità di chi lavora. Muore in gita la tragedia del 17enne allievo d'istituto tecnico Branchina di Adrano con la scuola a Firenze. Si è accasciato a terra per un infarto fulminante. In marcia a Sigonella per dire no alla guerra e alla Sicilia base logistica. Ai manifestanti i conflitti portano solo morte. Per la crisi in Medio Oriente scarseggiano le scorte di kerosene mettendo a rischio i voli di giugno. Negli aeroporti siciliani la situazione al momento è sotto controllo. La Sicilia punta a contrastare lo spopolamento dei borghi con il 60% di rimborso per chi trasferisce la residenza nei piccoli comuni, una misura che divide tra speranze di rilancio e dubbi sul lavoro. A Catania non è un quartiere difficile, solo diverso. Incontriamo padre Stefan, parroco congolese del Fortino. Vorrebbe un murales colorato lungo la parete dell'oratorio che ha imbiancato con le sue stesse mani. Calcio, pari amaro per il Palermo sul campo del Frosinone, finisce 1-1 con i rosanero che restano a 4 punti dal secondo posto. Serie C, il Catania prepara la sfida di lunedì contro il Crotone tra ricerca di equilibrio dopo risultati altalenanti. Viali dovrà fare i conti con alcune assenze, resta l'obiettivo di consolidare il secondo posto in classifica. Buonasera, eccoci e dunque ancora dolore e rabbia in via Maturano a Palermo dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita a 2 operai. Sul posto i familiari chiedono e dicono non si può morire così. Entrambe le vittime infatti lasciano moglie e figli. Sentiamo Marco Gullà. Come sappiamo tutti, come sanno tutti, una brava persona, lavoratore, portava pane a casa, purtroppo. In via Marturano, teatro di tragedia, lacrime e rabbia. C'è ancora a terra il cappellino dell'operaio rumeno Dani Lucetiberi Mikai, morto ieri assieme al collega tunisino Nayai Jaleledin. Entrambi lasciano moglie e figli. L'operaio tunisino, caduto assieme al collega dal cestello di una gru mentre lavorava per la ristrutturazione di un balcone in questo palazzo, lascia moglie e 2 bambine di 7 e 3 anni. Per sostenere la famiglia della vittima e i genitori dei compagni di classe della minore e delle 2 bambine stanno organizzando una raccolta fondi. La Ediltech Costruzioni SRL, che aveva l'appalto per la ristrutturazione di un balcone all'ultimo piano, non era registrata tra le imprese edili né figurava nella lista delle artigiane. Per la cassa edile, invece, i 2 operai erano perfetti sconosciuti, nessuna traccia di loro all'anagrafe. Questa mattina, sul luogo della tragedia, la moglie e sorella dell'operaio rumeno sono arrabbiate e ripetono continuamente: non si può morire così, e sostengono che il familiare non lavorava in nero. Il mio fratello non era in nero. Intanto gli investigatori hanno recuperato il cellulare di uno degli operai, trovato sulla pensilina di un gommista dove è precipitato il cestello. Lo smartphone sarà analizzato per ricostruire gli ultimi momenti prima dell'incidente. L'area resta sotto sequestro e la strada è ancora chiusa. Nei prossimi giorni saranno effettuate le perizie sulla gru, che non verrà spostata fino alla conclusione degli accertamenti. Aveva una laurea in agraria, uno dei 2 morti, il tunisino Dejou Jaledidin, che appunto cercava di sostenere la moglie e le 2 bambine accettando lavori appunto di fatica. Queste sono le altre notizie che si apprendono. Intanto anche c'è un dato che dà la maglia nera alla Sicilia per i morti sul lavoro, già 13 le vittime quest'anno, 94 nel 2025 e solo ieri a Palermo appunto 2 gli operai morti. I sindacati sono quindi in mobilitazione. Il magistrato cassazionista Giordano parla di duplice operaicidio che ferisce la dignità di chi lavora. Sentiamolo. Il duplice operaicidio di Palermo dimostra in modo drammatico ancora una volta che il lavoro insicuro e il lavoro nero spesso coincidono e uccidono. La Sicilia purtroppo è una delle regioni che ha il più alto tasso di lavoro illegale in Italia e ciò agevola non soltanto un senso di immunità nel mondo del lavoro, ma anche una arroganza da parte di alcuni datori di lavoro senza scrupoli ai danni di chi ha bisogno di lavorare.
È il momento di una reazione chiara, netta, di contrasto al lavoro illegale, perché dove c'è lavoro nero, dove c'è lavoro insicuro, viene ferita la dignità di chi esce di casa per andare a lavorare e poi non vi ritorna più. Uno studente di 17 anni di Adrano muore durante un viaggio di istruzione a Firenze dopo un malore improvviso. Il sindaco di Adrano dice senza parole davanti a queste terribili tragedie. Orazio Longo. Un vuoto incolmabile tra i banchi della nostra scuola, le parole di studenti, docenti, personale e dirigente dell'Istituto Tecnico Branchina di Adrano in un comunicato fisso sulla home page del sito dell'istituto. Un modo per stringersi al dolore della famiglia di Gerlando Falzone, il 17enne di Adrano, nel catanese scomparso durante un viaggio di istruzione a Firenze. Quello che era stato organizzato per le classi quinte dell'istituto doveva essere un momento di gioia, di condivisione, di cultura e di allegria, invece il dramma ha colpito Gerlando. Un malore improvviso, a quanto sembrerebbe il corpo che si accascia a terra, un fulmineo arresto cardiaco, i soccorsi rivelatisi inutili. Increduli e sgomenti i compagni di classe e i docenti accompagnatori. Gerlando era il nipote omonimo dell'appuntato di pubblica sicurezza eroe che nel 1968 morì dopo essere stato colpito da una fucilata nel tentativo di disarmare un uomo che si era barricato in casa dopo aver sparato a una persona. Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie. Il commento pubblicato sui social dal sindaco di Adrano Fabio Mancuso. Un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza. Sicilia, terra di pace, in centinaia oggi in marcia per dire no alla guerra e si sono riuniti davanti alla base di Sigonella. I manifestanti dicono i conflitti portano solo morte, la pace è l'unica soluzione per lo sviluppo. Sentiamo Tonino De Mana. Siamo qui a gridare forte il nostro sì alla pace e un grande no alla guerra. Sì alla pace, no alla Sicilia come base logistica per colpire i popoli del Medio Oriente. Smilitarizziamo Sigonella. E proprio davanti alla base NATO di Sigonella si sono ritrovati in centinaia per ribadire il no alla guerra e al genocidio in Palestina. Slogan, striscioni e bandiere per dare un segnale forte affinché dalla Sicilia non partano droni o aerei d'attacco per colpire altri popoli. Era doveroso essere qui per testimoniare il desiderio di pace della comunità Caltagirone che orgogliosamente rappresento. Le nostre comunità richiedono questo impegno nostro dei sindaci per spingere un movimento per la pace. Che differenza c'è tra un bambino di Militello Val di Catania e uno dell'Iran? Non c'è nessuna differenza, sono entrambi bambini, solo che uno è sotto probabilmente le macerie determinate da una bomba. Sventolano le bandiere multicolore della pace a guidare il corteo la CGIL. È grave il silenzio del governo regionale che addirittura nella riprogrammazione dei fondi strutturali mette soldi per le infrastrutture militari e non invece per scuola, sanità, infrastrutture civili. Ma c'è una guerra in diretta e colpisce anche la Sicilia, la cui fragile economia vacilla sotto i colpi del caro carburanti. La Sicilia già sta pagando dazio e mi riferisco al caro carburanti. Lei intravede l'ombra della speculazione? Intravedo non solo l'ombra della speculazione, ma intravedo il fatto che nel corso dei mesi questi prezzi potrebbero purtroppo aumentare. La pace è l'unico presupposto per lo sviluppo perché, è stato detto, la Sicilia è terra di pace. E a proposito di guerra in Medio Oriente, il cherosene comincia a scarseggiare e la programmazione delle compagnie aeree, soprattutto per l'alta stagione turistica della prossima estate, è a rischio. Situazione sotto controllo al momento negli aeroporti siciliani, ma c'è molta preoccupazione. Emanuela Corsi. Le riserve di cherosene stanno scarseggiando e il trasporto aereo rischia un brusco stop. Tra 3 settimane gli aerei potrebbero rimanere a terra se la situazione in Medio Oriente non cambia e lo stretto di Hormuz non riapre. È l'allarme lanciato dal direttore generale di Airports Council International Europe in una lettera inviata ai commissari UE dei trasporti e dell'energia. Gli aeroporti dell'isola continuano a reggere, ma alcune compagnie aeree stanno valutando già tagli e riduzioni. La situazione negli scali di Catania e Comiso è analoga a quella di tutti gli altri aeroporti. Abbiamo una situazione di relativa serenità in relazione a quelle che è la disponibilità di carburante, ma non sappiamo cosa accadrà perché ovviamente non dipende da noi, ma dipende dalla diplomazia che speriamo sappia fare il proprio lavoro. Mentre prendono il via i negoziati tra Stati Uniti e Iran, gli effetti delle tensioni in Medio Oriente rischiano di ripercuotersi anche sulle vacanze estive, con i prezzi dei biglietti che potrebbero lievitare ulteriormente e il rischio di vedere cancellato il proprio volo. Quello che giusto oggi potrebbe essere superato domani.
Sin da ora mi sento di dire tuttavia che la soluzione non può essere la stipula di un contratto assicurativo collegato al volo, perché bisogna capire cosa viene coperto con la polizza che si va a stipulare. Il consumatore rischia di passare dal danno alla beffa. Tra l'altro è inutile fare la polizza per il rimborso del biglietto, perché quello già lo garantisce il regolamento comunitario. A Gela, agenti della municipale e della polizia sono stati aggrediti e colpiti con oggetti lanciati dal balcone di un'abitazione mentre sequestravano masserizie e spazzature abbandonate sulla strada. Arrestate le 2 persone appunto per l'aggressione. Veniamo a un'iniziativa che coinvolge la Sicilia perché lancia incentivi per ripopolare i borghi, fino al 60% di rimborsi a chi si trasferisce e investe in un immobile, misura valida fino al 2028 per attrarre nuovi residenti e lavoro. Emanuela Corsi. Giovani che emigrano, paesi che si svuotano, borghi che diventano fantasma. La Sicilia prova a ripopolare i suoi territori, soprattutto nell'entroterra, e ad attrarre nuovo capitale umano. E lo fa con il più potente degli incentivi, il taglio delle tasse. Tutti coloro i quali si stabiliranno nell'isola, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un comune siciliano, otterranno un rimborso dell'IRPEF del 50% fino al 2028. Incentivo che sale al 60% per i comuni con meno di 5.000 abitanti. A stabilire il decreto dell'assessore all'economia Dagnino, approvato dalla giunta regionale in attuazione di una norma dell'ultima legge di stabilità. Per accedere alla misura non basta trasferire la residenza, ma produrre reddito e soprattutto acquistare o ristrutturare un immobile sul territorio. La residenza in Sicilia dovrà essere mantenuta almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello del trasferimento, ma entro i 100.000 euro l'anno per ciascuno dei 3 anni di durata dell'intervento. La misura non convince tutti. Se da un lato c'è una convenienza economica, dall'altro ci si chiede se l'isola ha la capacità di trattenere i nuovi residenti per i servizi, le infrastrutture e le prospettive occupazionali. In poche parole, in termini di qualità della vita. La Procura di Caltagirone ha chiesto il rinvio a giudizio per una ventina di indagati accusati di maltrattamenti e lesioni gravi ad anziani e disabili psichici ospitati in strutture private, coinvolti anche l'imprenditore Pietro Biondi all'epoca dei fatti, titolare delle strutture in provincia di Caltanissetta, e altri operatori. Ci fermiamo una breve pausa, poi andremo a Catania e incontreremo padre Stefan, che è il parroco nel quartiere del Fortino. A Catania vorrebbe un murales colorato lungo la parete dell'oratorio che ha imbiancato con le sue stesse mani. Andiamo a conoscere padre Stefano, arrivato dal Congo al Fortino. Un quartiere difficile? No, soltanto diverso, dice. Lo descrive e così sentiamo il servizio di Lorena Dolci. Mi date un passaggio a Picceridi? No, passaggio? Certo! Dove? Ma chi vi ha comprato questo motorino? Nessuno. Quanti anni avete? Io 10. Sì, 10, tu ce ne 7. Quanti anni ha? Pure io 7, lui 7. Questi bambini quant'è che capiranno cosa significa un sacrificio, cosa significa una povertà? Da 11 anni padre Stefano, originario della Repubblica del Congo, è il parroco di Santa Lucia al Fortino, Upassareddu, rione del quartiere San Cristoforo a Catania. È un quartiere difficile. Non direi difficile, perché il difficile è dappertutto. Tutto il quartiere è un mondo a sé, con le sue realtà, anche le sue diversità. Diversità vuol dire anche dispersione scolastica, povertà, solitudini. Ai bimbi e ai parrocchiani padre Stefano insegna il rispetto, che parte anche dalla cura dell'ambiente. Con le sue stesse mani ha imbiancato il muro dell'oratorio. Qui vorrebbe adesso vedere un bel murales con scene bibliche e non solo. E anche le figure per noi care della nostra devozione, la figura di Sant'Agata, Santa Lucia, che ispirano anche la nostra gioventù. Questo assomiglia a me, così un niuro non tinge, come avete visto ci sono i capelli niuri, altri colori che fanno proprio l'unità, no? Noi siamo qui, diversi colori che fanno la bellezza della convivenza. Nell'oratorio c'è il doposcuola, un teatrino e un campetto. Li togliamo dalle strade e li portiamo qua a giocare con noi.
Il ricordo di Mario Francese e Pippo Fava con gli studenti dei licei di Siracusa. A parlare dei 2 giornalisti uccisi dalla mafia sono stati gli stessi figli che hanno anche visto i cortometraggi realizzati proprio dagli studenti. Francesco Aloi. Ci sono uomini che non possono essere dimenticati, come Mario Francese e Pippo Fava, 2 giornalisti, entrambi di origine siracusana, che hanno fatto del loro lavoro una missione di vita, una battaglia contro la mafia che poi li ha uccisi. Ma il loro ricordo non muore mai e passa anche attraverso i ragazzi. Sono caduti, interpretando il loro mestiere con assoluta normalità, la normalità dell'essere giornalista in Sicilia, che vuol dire raccontare senza rimozioni. Rappresentano non solo degli esempi positivi di cui andare fieri, ma anche un mondo di valori che si stanno perdendo. Nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio ci sono gli studenti di diversi licei siracusani, occhi e orecchi diretti verso Giulio Francese e Claudio Fava, che come i loro padri hanno scelto la strada del giornalismo. Si sta facendo un'enorme confusione sul problema della mafia. Abbiamo assistito alla proiezione di questi cortometraggi realizzati dai nostri studenti e devo dire che al di là dei ovviamente limiti relativi agli strumenti che hanno utilizzato, ovviamente degli strumenti casalinghi, però quello che è importante è il messaggio e soprattutto lo studio che hanno dovuto fare. E nei prossimi giorni sarà ricordato un altro figlio di Sicilia, Andrea Camilleri. Poi tutto quello che... Breve pausa, poi la pagina dello sport, il calcio, un pari amaro per il Palermo contro il Frosinone, mentre invece anche il Catania si prepara al big match di Crotone che sarà appunto in programma lunedì. In Serie B pari amaro per il Palermo sul campo del Frosinone, finisce 1-1 al gol di Calò, risponde Ranocchia, rosanero che restano a 4 punti dal secondo posto. Marco Gullà. Il Palermo non passa allo stirpe e probabilmente dice addio alle residue speranze di promozione diretta. A Frosinone finisce 1-1 nell'anticipo. Ai rosanero occorreva vincere per portarsi almeno uno dai ciociari secondi in classifica. I punti di distanza restano invece 4 a 4 giornate dalla fine e il Palermo adesso deve certamente pensare ai playoff. Una grande prestazione quella della formazione di Inzaghi, che per occasioni e gioco avrebbe certamente meritato la vittoria, ma il gol beffa di Calò su punizione nella ripresa stava addirittura per regalare la vittoria ai laziali. Poi ad 1 minuto dalla fine il pareggio di Ranocchia su assist di Poyampalo. Il Palermo ha tenuto con il guinzaglio il Frosinone per varie fasi del match e soprattutto nel primo tempo. Tante occasioni costruite ma nessuna capitalizzata. Rui Modesto ha l'occasione migliore nei primi minuti, la palla sfiora l'angolino. Poi Ranocchia dalla distanza, gran tiro e risposta del portiere ciociario. Ma la chance più importante del primo tempo arriva sui piedi di Poyampalo, clamoroso pasticcio tra Monterisi e Palmisani, ne approfitta il finlandese che prova lo scavetto a porta quasi sguarnita. Il pallone colpisce il palo e danza sulla linea senza entrare. Ripresa, il Palermo spinge ancora ma il gol non arriva. Al 67esimo gran palla di Augello per l'inserimento di Segre, il numero 8 colpisce di testa ma manda alto sopra la traversa. Rosanero che non approfittano delle ripartenze e allora al 75esimo arriva la magistrale punizione di Calò, 1-0, qualche colpa di Gomis, se sbagli paghi. Ad 1 minuto dal 90esimo però Poyampalo fa assist per Ranocchia che trova un gran gol, la rete del pareggio che però non permette al Palermo di fare il salto di qualità in classifica, resta tutto com'è. Probabilmente se i rosanero vorranno andare in Serie A dovranno giocarsi tutte le loro carte ai playoff. Per il Catania, dopo aver raccolto 4 punti nelle prime 3 viali, è chiamato a regalare certezze al gruppo e ai tifosi. Il tecnico ha parlato prima della partita con il Crotone. Sentiamolo nel servizio di Marco Carli.
Equilibrio e certezze, le parole che hanno caratterizzato la settimana del Catania. Viali le cerca entrambe, l'equilibrio fra la fase offensiva e quella difensiva, le certezze dopo 3 partite che hanno detto tutto e il contrario di tutto, con una vittoria, un pari e una sconfitta. Il calendario mette di fronte il Crotone, squadra solida e scorbutica, ma bisogna blindare il secondo posto. Ho imparato di più dalla sconfitta di Picerno e da questa settimana con cui ho condiviso con i miei calciatori questa sconfitta che nelle prime due settimane da quando sono qui. Quindi abbiamo le idee sempre più chiare, siamo convinti di quello che vogliamo fare. Auti, Menez e Casasola per squalifica. Forte vuole riprendere a dare il suo contributo in campo. Pronto Cicerelli ad aumentare il minutaggio. Sull'ipotesi di ritorno alla retroguardia 3, Viali ammette che la squadra aveva la migliore fase difensiva del campionato, ma dice i gol subiti col Picerno non sono dipesi dal sistema. Al di là di tutto, serviranno mentalità e coraggio. Credo che sotto questo punto di vista possiamo crescere moltissimo in mentalità. Che mentalità vincente non vuol dire che chi vince è la mentalità vincente e chi perde no. Mentalità vincente vuol dire come si affrontano le partite, con quale coraggio. Crotone-Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dallo Scida a partire dalle 20 di lunedì, commenti da studio e al termine le interviste in anteprima. Ultime speranze di salvezza per Siracusa e Trapani, impegnati domani rispettivamente a Foggia e al Provinciale contro la Salernitana. Sergio Colosi. Disperazione, timide speranze è l'unico obiettivo della vittoria. C'è tutto questo in Foggia Siracusa e Trapani Salernitana, ultima chiamata per alimentare la speranza dei play-out e dare un senso alle prossime 2 giornate. Chi sta davanti corre, pareggi e belle prestazioni non contano più, servono vittorie una dopo l'altra. Allo Zaccheria spareggio salvezza tra 2 squadre divise da 3 lunghezze, con il Siracusa anche a rischio fallimento. Turati per l'aggancio in classifica ha preparato una partita d'attacco. Il modulo sarà sempre il 4-2-3-1 con una mentalità ancora più spregiudicata del solito, richiesta maggiore attenzione nella fase difensiva che ha fatto perdere tanti punti nel cammino azzurro, gli ultimi 2 con l'Atalanta Under 23. A centrocampo Riccardi favorito su Limonelli con Frisenna trequartista e Arditi in attacco. All'ultimo posto in classifica c'è anche il Trapani che ospita al Provinciale gli ex Faggiano e Cosmi, il tecnico che con i Granata sfiorò la Serie A. Oggi i tempi sono diversi, la Salernitana è scivolata al 5° posto, senza gli squalificati Tascone, Scic e Molina, cerca la rimonta fino al 3° in vista dei play-off. Trapani all'assalto per i 3 punti con l'attaccante Stauschuk, preferito a Battimelli. È tutto, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.